La Cassazione annulla la condanna in primo grado a 5 anni del quindicenne che accoltellò 23 volte Marta Novello a Mogliano. Il processo da rifare, i legali della famiglia sorpresi dalla decisione, aspettiamo le motivazioni. Rabbia in paese, il sindaco Bortolato lancia un appello al ministro della giustizia: intervenga, non è possibile che l'autore di un tentato omicidio sia libero. A Londra. Anche nella Marca lo shock del mondo ciclistico e sportivo per la tragica fine dell'ex campione vicentino travolto ed ucciso oggi da un camion mentre si allenava a Montebello. Nella Marca nuovi casi di minorenni che attraversano i binari della ferrovia sfidando il passaggio dei treni, gli ultimi episodi a Villorba. Li vediamo spesso, lo fanno per noia, raccontano alcuni giovanissimi. La denuncia dell'11enne trevigiano bullizzato, il ragazzino potrebbe tornare a scuola lunedì, ma la mamma promette, delusa dall'istituto: non mi arrenderò finché non sarà fatta chiarezza. Sabato alle 11 a Venegazzù i funerali di Davide Bonne, il 18enne è morto nella tragica caduta in sella alla sua moto lunedì a Montebelluna. La comunità di Volpago di Montello stretta attorno ai familiari. Truffatori denunciati in provincia di Treviso, 2 di loro hanno raggirato un esercente di lottomatica per 15.000 euro con la scusa di un aggiornamento del sistema. Lettura ad alta voce a compagni decisamente speciali come terapia per la dislessia. A favore di questo progetto una mostra a mercato di opere d'arte a Treviso. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque la cronaca in primo piano, annullata con rinvio dalla Suprema Corte la condanna a 5 anni al minorenne che a marzo 2021 accoltellò Marta Novello. Processo da rifare in Corte d'Appello dopo l'accoglimento del ricorso del suo difensore. Sorpreso l'avvocato della famiglia di Marta. La Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di condanna a 5 anni di reclusione nei confronti del sedicenne che nel marzo del 2021 aggredì a Marocco di Mogliano la studentessa Marta Novello colpendola con 23 coltellate. Il processo in Corte d'Appello andrà quindi ripetuto di fronte a una sezione diversa da quella che si è già espressa e tenendo conto dei principi di diritto a cui dovrà ora attenersi il giudice del rinvio. Principi che si potranno leggere solo quando saranno rese note le motivazioni della decisione adottata accogliendo uno dei motivi di ricorso del difensore del minorenne, l'avvocato Matteo Scussat. Posso dire che ho sollevato delle criticità della sentenza in punto di accertamento dell'imputabilità, cioè della capacità di intendere e di volere, e di verifica di presupposti per la sospensione del processo con la messa alla prova. Non è dato per ora sapere su quale di questi aspetti si sia concentrata l'attenzione della Suprema Corte e quali potrebbero essere le conseguenze a livello processuale, se marginali o di sostanza. Il giovane, rilasciato ad agosto per un errore burocratico, una mancata notifica, nel frattempo si sarebbe trasferito all'estero, a Londra. Su questo preferisco non commentare, non dire nulla, ecco. Ripeto, dei doveri di riservatezza e di segretezza, per cui perdonatemi, ma l'interesse del mio assistito è prevalente su tutto. Sono indubbiamente sorpreso, commenta l'avvocato della famiglia Novello Alberto Barbaro, ma dobbiamo capire esattamente in cosa consista questo annullamento. Ogni valutazione va rinviata alla lettura delle motivazioni. La nuova udienza in Corte d'Appello verrà fissata nei primi mesi del 2023. E nessun commento diretto oggi a casa Novello. Dura invece il sindaco di Mogliano che chiede l'intervento del ministro della giustizia per riportare in Italia il giovane accoltellatore di Marta. Discrezione e silenzio oggi in casa Novello sulla decisione della Cassazione che ha annullato la sentenza di condanna del minorenne che ha accoltellato Marta il 22 marzo del 2021. Chi parla invece è il sindaco di Mogliano, indignato non tanto per la decisione quanto perché il giovane è ancora libero a Londra. Siamo curiosi di vedere i motivi di questo rinvio alla Corte d'Appello. Attenzione che il processo non è ancora finito. La cosa però un po' tragica che ci fa preoccupare è che il ragazzo in questo momento è libero. Sappiamo bene, ricordiamo cosa è successo a luglio, c'era un'ordinanza che imponeva al ragazzo di essere messo in una comunità. È successo che in quel momento il ragazzo è risultato irreperibile. Situazione inaccettabile per la giustizia italiana ed è per questo che il sindaco Bortolato chiede l'intervento del ministro Nordio. Nordio, il nostro ministro, conosce i luoghi, conosce la città di Mogliano, chiedo il suo interessamento a questo caso.
Il pubblico ministero disporrà una perizia psichiatrica per Riccardo De Felice, il 24enne reo confesso dell'omicidio del padre Francesco, 56 anni, ufficiale dell'esercito in congedo, ucciso nella prima mattinata del 16 novembre mentre dormiva sul divano di casa a Vittorio Veneto. Stabilire quale sia la patologia da cui è affetto il giovane, che al momento di commettere i fatti sarebbe stato in preda ad una bufera psicotica che gli aveva fatto pensare che il 56enne non solo non fosse il suo padre, è cruciale non solo per le indagini ma anche per determinare quale possa essere la struttura più adatta per ospitare il giovane, che attualmente si trova in carcere a Treviso. L'esame di Riccardo dovrebbe avvenire nel corso di un incidente probatorio. Ed ora invece ci spostiamo nel Villorvese, studenti che sfidano la sorte saltando tra i binari della stazione di Lancenigo mentre arrivano i treni. Ad accorgersi del fenomeno alcuni genitori che hanno segnalato alle autorità competenti, ed oggi noi siamo andati a vedere. È vero che qui i ragazzi tendono a saltare in mezzo ai binari? Sì, è vero. Sì, molto spesso succede che davanti ai propri occhi vedi tanti ragazzi che fanno questi atteggiamenti veramente stupidi. E li si richiama anche, quindi a volte glielo si dice, però non ti danno proprio ascolto. Saltare tra i binari mentre sta arrivando un treno. Questa è l'ultima tragica moda che sta serpeggiando tra i giovanissimi studenti che frequentano la stazione di Lancenigo. L'allarme è stato lanciato da alcuni genitori che dal parcheggio della stazione hanno visto i ragazzi saltare da una banchina all'altra senza utilizzare il sottopasso. Anche per noia di fare un sottopassaggio momentaneamente, quindi anche sì, può essere anche per una prova di coraggio. Oggi forse perché c'è la nostra telecamera tutti sono stati un po' più attenti, ma non abbastanza. Guardate dove più di qualcuno aspetta l'arrivo del treno verso Venezia. Fermi ben oltre il limite di sicurezza e non si spostano nemmeno quando il treno inizia a suonare. Quasi una sfida a chi si sposta per ultimo, in una prova di coraggio che non ha alcun senso. E stando alle testimonianze è una moda che si ripete da tempo. Studenti quasi tutti del Planck che sta già agendo per cercare di arginare il fenomeno. Noi abbiamo anche l'intervento della polizia ferroviaria che viene a fare educazione all'interno delle classi, e poi cerchiamo di agire sui più grandi, sugli studenti di quinta in particolare, che vengono investiti del ruolo di tutor in qualche modo, però non basta. Preside che ci conferma come nella stragrande maggioranza dei casi dietro a questi gesti c'è un forte disagio familiare, con questi ragazzi che cercano di attrarre l'attenzione degli adulti. Per questo oramai non si contano più le convocazioni di genitori a scuola. Cerchiamo la collaborazione delle famiglie, sicuramente dietro questi comportamenti ci sono dei disagi. Ed ora torniamo a parlare del bimbo trevigiano vittima di bullismo, storia raccontata proprio dalla nostra emittente lunedì. Dopo essere rimasto a casa per diversi giorni tornerà forse a scuola, ma la mamma promette: non mi fermerò fino a quando non sarà fatta chiarezza. Spero che torna lunedì, spero che qualcosa viene risolto, perché non abbiamo sentito nessuno, quindi sto aspettando. Il bimbo di 11 anni, finito nel mirino di alcuni bulli che lo hanno picchiato, vessato e minacciato, potrebbe tornare tra i banchi, ma la preoccupazione dei genitori è tanta. Se succede qualcosa, vai subito dalla prof, e se la prof non fa niente, perché dicono vai via, non mi interessa, sai, sono litigi da bambini, ti alzi, prendi le tue cose, esci dalla scuola, mi chiami, vengo a prenderti. Su una cosa la mamma è assolutamente ferma. Io non vedo perché io devo cambiare scuola di mio figlio, dove lui è cresciuto, dove ha tutte le amicizie, dove c'è il pulmino, per andare in un'altra scuola che è più grande. Anche loro hanno problemi di bullismo, perché io non ho fatto niente, lui non ha fatto niente, quindi no, non mi sposto per niente. La lotta a queste forme gravi di violenza vanno combattute in tutte le sedi e con tutte le forze. Ne è consapevole la mamma, che era andata a scuola per chiedere aiuto. Ci racconta con voce determinata: bastava convocare i bulli con i genitori e noi, ma non è stato fatto nulla di questo, anzi. Ho sentito che l'altro giorno, mi pare ieri,
hanno preso i ragazzi della classe di mio figlio separatamente con 2 prof che loro non conoscono e hanno fatto una specie di interrogazione per sapere cosa succede. Questa è una cosa assolutamente inutile, perché i genitori si sa come sono, diranno ai figli non parlare, non dire niente, perché non metterti in mezzo. I bambini hanno paura. Così questa mamma ha preso in mano la situazione ed ha lanciato un appello a tutti i genitori del paese, un incontro l'11 dicembre alle 20:30 per parlare di bullismo. Per parlare con le genti che hanno sofferto o i loro bambini di bullismo, per rassicurarli che c'è qualcosa che puoi fare, che non devono avere paura. È la cosa sbagliata di mettere la testa nella sabbia e far finta di niente, perché vincono sempre loro e niente cambia in questo paese se noi non cambiamo e non siamo uniti. Intanto rimane la denuncia presentata dalla mamma dell'11enne per istigazione al suicidio e atti persecutori. Ed il presidente ANCI Veneto Conte è pronto a portare al governo la proposta lanciata ai nostri microfoni dall'associazione docenti di portare gli psicologi in classe contro il bullismo. Prese in giro, minacce, forma di violenza fisica vera e propria, fino agli episodi più estremi di istigazione al suicidio. Aumentano gli atti di bullismo con l'età delle vittime che si abbassa sempre più, come sono sempre più giovani gli autori di questi gesti. Un problema che rende necessaria una seria riflessione, così il presidente ANCI Veneto Mario Conte raccoglie la proposta avanzata ai nostri microfoni dal vicepresidente dell'associazione docenti Giampaolo Sbarra. Credo che chiedere al governo di inserire formalmente la figura del psicologo in tutti i plessi scolastici possa essere una soluzione a supporto dei ragazzi che magari stanno vivendo una fase delicata della loro vita o stanno vivendo delle problematiche che magari si vergognano di comunicare magari a casa o agli amici. Come presidente ANCI, Conte si dice pronto a portare all'attenzione del governo la proposta. Io sono anche disposto a condividerla con i sindaci del Veneto e attraverso l'associazione ANCI portare un'istanza formale al governo. Per il sindaco di Treviso è importante usare strumenti nuovi nel dialogo con i ragazzi di fronte ad un fenomeno figlio dei tempi. E delle criticità sociali che stiamo vivendo, comprese le tecnologie che di certo non aiutano, tant'è che il cyberbullismo è davvero forse la parte più preoccupante, ovviamente unito anche ai gesti di violenza legati al bullismo. Ed ora la tragedia avvenuta questa mattina nel Vicentino, la morte di Davide Rebellin, anche nella Marca lo shock del mondo ciclistico e sportivo per la tragica fine dell'ex campione vicentino travolto ed ucciso da un camion mentre si allenava a Montebello. La notizia l'ho saputa indirettamente, diciamo, da altre persone che erano qua proprio di passaggio, hanno visto il corpo e mi hanno avvertito. Io a dire la verità non ci credevo, ho provato a chiamarlo, non rispondeva e allora ho chiamato subito i carabinieri mi avevano avvisato sì c'è stato un incidente mortale, però non mi avevano dato un nominativo e mi sono recato subito qua nel posto e anche se non mi avevano lasciato guardare ho visto la bici e insomma l'ho riconosciuta subito la bici. Una bici distrutta, il segno di riconoscimento del campione Davide Rebellin e il simbolo che resta della tragedia consumata in strada oggi a Montebello Vicentino. La vita dell'ex campione di ciclismo, spezzata a 51 anni mentre si allenava lungo la regionale 11, strada del Vicentino che conosceva bene. Nato a San Bonifacio, da anni viveva a Monte Carlo e si recava spesso a Lonigo, dove vive la famiglia. È stato travolto e ucciso da un camion. Per lui non c'è stato nulla da fare. Il campione, ex ciclista su strada, professionista dal 1992, specialista delle classiche, aveva partecipato ad ottobre alla Veneto Classic, percorso che da Treviso lo aveva portato a tagliare il traguardo a Bassano del Grappa, dove ha chiuso la sua carriera dopo 30 anni di gare. Aveva appena dato l'addio alla carriera ciclistica e professionistica e lui comunque, come vede, si stava allenando sempre tutti i giorni perché era la sua vita, la sua passione e comunque aveva degli altri progetti con le bici e purtroppo il destino è andato così, insomma.
L'incidente non gli ha lasciato scampo. Ora procedono le indagini dei carabinieri per ricostruire le dinamiche anche grazie all'ausilio delle telecamere e rintracciare l'autotrasportatore che non si è fermato. Non si esclude la possibilità che non si sia reso conto dell'impatto, ma chi vive e lavora in zona parla di una strada molto trafficata. La strada è molto trafficata. Dispiace che questo gravissimo incidente sia successo sul nostro territorio. Si svolgeranno sabato alle 11 nella chiesa di Venegazzu i funerali di Davide Bon, il 18enne di Volpago che ha perso la vita lunedì poco dopo le 12 a Montebelluna. Il ragazzo in sella alla sua moto stava rientrando a casa da pranzo dopo il lavoro quando forse nel tentativo di evitare l'impatto con l'auto che lo procedeva ha perso il controllo del mezzo finendo violentemente a terra. Sabato amici, familiari, l'intera comunità si stringerà per l'ultimo saluto. Scontro tra due auto ieri sera a Cairano San Marco, 2 persone sono rimaste ferite. Uno schianto lungo via Padova a Cairano San Marco, l'incidente è avvenuto intorno alle 20:30. Entrambi gli automobilisti sono rimasti feriti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco da Montebelluna che hanno immediatamente messo in sicurezza i mezzi. I conducenti delle auto sono stati invece presi in cura dal personale del SUEM 118 e portati in ospedale. La dinamica del sinistro è ora al vaglio delle forze dell'ordine. La polizia stradale ha deviato il traffico ed ha eseguito i rilievi del sinistro. Lungo via Padova il traffico ha subito forti rallentamenti, le operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco sono terminate poco dopo le 23 con il recupero delle auto da parte dei carri attrezzi. Ed ancora cronaca, violazioni per quasi 1 milione di euro scoperte dalla Guardia di Finanza in 2 laboratori tessili di Ponzano e di Paese. Lavoratori in nero scoperti dalla Guardia di Finanza di Treviso, oltre a violazioni fiscali e alle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro in 2 laboratori di Ponzano Veneto e Paese, per un ammontare di 900.000 euro di pendenze tributarie. A Ponzano Veneto, dove è stata registrata la situazione di maggior degrado, l'opificio di circa 290 metri quadri è risultato essere sprovvisto di certificazione di agibilità, di estintori, di idonea cartellonistica indicante le vie di fuga, nonché delle luci di emergenza che avrebbero dovuto aiutare ad individuare le vie di fuga in caso di emergenza, quindi di incendio o di interruzione del servizio elettrico. Macchinari privi di dispositivi di protezione, 6 lavoratori che abitavano nell'edificio adiacente in situazione di degrado, mancanza dei documenti necessari, hanno fatto scattare il sequestro del capannone e macchinari nei 2 siti controllati dai finanzieri a Ponzano e Paese, con il supporto dello SPISAP e dell'ARPAF. È stato possibile ricostruire la gestione che si è avuta nel tempo di questi laboratori attraverso 10 imprese apri e chiudi, quindi 6 a Ponzano Veneto e 4 a Paese, che dopo una vita media di 2-3 anni e non prima di aver maturato debiti nei confronti dell'amministrazione finanziaria, si susseguivano con la creazione di nuove società appositamente create che continuavano a lavorare nel medesimo laboratorio per gli stessi clienti, con gli stessi fornitori, con gli stessi macchinari e gli stessi lavoratori. Che fine faranno i lavoratori che invece erano regolari? I lavoratori regolari o irregolari comunque verranno successivamente regolarizzati dai vari datori di lavoro. Truffatori denunciati dai carabinieri in provincia di Treviso, 2 di loro hanno raggirato un esercente di Lottomatica per 15.000 euro. Si sono finti i dipendenti di Lottomatica e hanno truffato un esercente della zona per 15.000 euro sparendo poi nel nulla. Denunciati dai carabinieri di Istrana, un 18enne e un 29enne residenti nel napoletano e già conosciuti per reati precedenti. Gente di mestiere, secondo gli uomini dell'Arma, e abituati ad attuare questo genere di truffa. Hanno chiamato un concessionario della zona fingendosi dipendenti di Lottomatica, convincendo il gestore di dover effettuare aggiornamenti al sistema. Si sono così fatti aprire porte elettroniche riservate, riuscendo a farsi accreditare su carta prepagata a loro intestata l'importante somma di denaro.
Altre 2 truffe sono state segnalate ad Osson e Pieve di Soligo. Nella prima un 18enne residente a Roma e una 38enne si sono fatti ricaricare 938 euro su una tessera Postepay da parte di un 56enne del luogo, nell'erronea convinzione di ricevere il corrispettivo per la vendita di un divano su piattaforma e-commerce. La seconda invece, messa in atto da una 21enne residente in provincia di Lucca, già nota alla polizia, la quale si è fatta accreditare 120 euro da una 23enne del luogo per la vendita su piattaforma Facebook di 3 biglietti per un concerto senza mai inviarglieli. Gli autori delle truffe sono stati tutti denunciati. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali ed ora parliamo di profughi. Ieri sera a Ring il presidente della cooperativa Nova Facility torna a gestire l'ex caserma Serena, un Gian Lorenzo Marinese che sulla organizzazione futura degli arrivi sposa curiosamente la linea del governo di centro-destra. Sentiamo alcune delle sue parole. L'argomento che a me più preme è quello. Io ho gestito per anni Lampedusa, come lei sa. Esattamente. Ho gestito per anni Lampedusa e troppe volte ho visto barchini, barconi arrivare con persone disperate, ustionate, malate e basta. Bisogna, secondo me, riuscire ad arrivare a mettere i piedi dall'altra parte del canale di Sicilia, e parlo della Tunisia, del Marocco e della Libia. Bisogna riuscire a fare degli hotspot dall'altra parte. A questo punto è dall'altra parte che ci sono le polizie internazionali che sulla base dei decreti flussi, a questo punto sì, sulla base dei decreti flussi fanno di là il riconoscimento e arrivano di qua senza questo traffico. Ha votato Fratelli d'Italia? No, io non ho votato. No, pensavo non mi avrebbe neanche risposto a questa domanda, cioè nel senso che sentire, ripeto ancora una volta, da una persona che ha questo tipo di attività, cioè l'esatta, pensiamo ormai noi, soluzione per un tema a cui non si è mai data soluzione fino ad adesso e che è la proposta del centrodestra, è curioso. In questo momento passano di qua e chi arriva in mare va preso, va salvato, va aiutato e va accompagnato. Però se arrivano all'interno di un processo virtuoso, c'è l'ONU, ci sono le polizie internazionali, ci sono dei flussi, perché non è che può averli solo l'Italia sti flussi, deve averli tutta Europa. Entrano in Francia, entrano in Spagna, entrano per il tramite di una regolamentazione da questi hotspot che devono essere messi in Nord Africa. In questo momento passano di qua e chi arriva in mare va preso, va salvato, va aiutato e va accompagnato. Però se arrivano all'interno di un processo virtuoso, c'è l'ONU, ci sono le polizie internazionali, ci sono dei flussi, perché non è che può averli solo l'Italia sti flussi, deve averli tutta Europa. Entrano in Francia, entrano in Spagna, entrano per il tramite di una regolamentazione da questi hotspot che devono essere messi in Nord Africa. Consiglio comunale ai 300 con i consiglieri di minoranza passati al terzo polo che hanno votato a favore del provvedimento dell'amministrazione sugli alloggi popolari. Noi siamo all'opposizione, però quando ci sono dei problemi da risolvere e vediamo che l'amministrazione li sta risolvendo, avrà il nostro voto favorevole. Esordio del nuovo gruppo consigliare del Terzo Polo a Palazzo dei 300 e subito il voto a favore di un provvedimento proposto dalla maggioranza, le linee guida del bando per la nuova graduatoria degli alloggi di edilizia pubblica dopo l'azzeramento della precedente in seguito all'inchiesta della Procura. Riserva di sicurezza per le famiglie composte da un solo genitore con minori a carico e poi attenzione a giovani coppie e under 35. Abbiamo votato a favore perché noi crediamo che la politica su certi temi, su certi problemi non debba avere colore politico e distinzione, ma essere molto pragmatici e andare incontro alle reali esigenze dei cittadini. Le contrapposizioni ideologiche non fanno gli interessi dei cittadini.
terzo polo che si è allineato alla maggioranza anche nel bocciare gli emendamenti del PD con cui il solco è ormai tracciato. Consiglio che ha conferito un riconoscimento al presidente di Camera di Commercio Treviso Belluno, Mario Pozza. I consiglieri hanno toccato i temi che quotidianamente affrontiamo e ci confrontiamo con gli imprenditori, quindi vuol dire che anche i consiglieri comunali hanno una sensibilità e un contatto col mondo dell'impresa e questo mi fa piacere, ecco, perché trasmettono nel loro contesto le difficoltà che quotidianamente noi abbiamo. Letture ad alta voce, accompagni decisamente speciali come terapia per la dislessia. A favore di questo progetto una mostra mercato di opere d'arte a Treviso. Leggere fiabe ai cani per superare le paure e le difficoltà della lettura ad alta voce e facilitare terapie rivolte ai deficit di apprendimento. Non animali addestrati, ma amici a quattro zampe spontanei e giocherelloni. Il progetto Confido, portato avanti dall'associazione Rock in Motion e di cui Ugo, questo cagnolone bianco che sonnecchia sul tappeto della Sala Razzi di Cassugana, è uno dei protagonisti, sarà il destinatario dei fondi raccolti dalla vendita delle 111 opere d'arte, pitture e sculture in mostra dal 2 al 6 dicembre a Palazzo dei 300. Il fattore importante è il fatto che il cane è un essere non giudicante, pertanto può essere definito, anche se la parola non è delle migliori, ma uno strumento che va a facilitare il contesto, quindi a stemperare tutta una serie di difficoltà che il bimbo vive anche da un punto di vista emotivo, di tensioni, di ansie. Cicli di 8 sedute, 16 bambini seguiti a Treviso nel 2022, altri 7 a Sarmede. In Veneto i disturbi più frequenti negli alunni della scuola primaria sono disortografia e dislessia. A promuovere l'iniziativa Arte per Bene è il mensile Treviso 30 News, che con questa formula ha già sostenuto realtà come Advar e Città della Speranza. Sperando ovviamente di vendere molte opere e dare più soldi possibile, perché ricordiamo tutto il ricavato andrà in beneficenza, non tratteniamo neanche 5 centesimi. È bello unire tante cose diverse come l'arte per finanziare dei progetti di inclusione sociale e di recupero di tanti bambini che hanno problemi di dislessia o problemi similari grazie all'utilizzo di animali, se così vogliamo chiamarli, che danno la loro pazienza per recuperare questi bambini alla normale vita. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. I ghiacciai sono le sentinelle dei cambiamenti climatici. Gli studi sull'evoluzione del ghiacciaio della Marmolada non lasciano speranze. Tra 25 anni la regina delle Dolomiti potrebbe restare senza il suo manto. Ecco nelle immagini in time-lapse di Google Earth l'evoluzione del ghiacciaio della Marmolada dal 1984 ad oggi. Il video è il compendio di un'intervista online rilasciata da un glaciologo del CNR di Trieste ai quotidiani del gruppo Gedi e racconta ciò che drammaticamente è sotto gli occhi di tutti. Il ghiacciaio della Marmolada, così come l'80% dei ghiacciai nel mondo, entro la fine di questo secolo scompariranno completamente. La stima è del gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, che nel suo ultimo rapporto punta il dito sulla causa principale, cioè i gas serra che alimentano il riscaldamento globale. I ghiacciai sono la memoria storica del nostro pianeta. Gli studi dei ricercatori ricostruiscono attraverso i carotaggi cosa succedeva nell'atmosfera in un momento storico. In Antartide si può risalire a 1,5 milioni di anni fa. Con i carotaggi nei ghiacciai alpini si arriva a decine di migliaia di anni fa. L'analisi è oggettiva e le iniziative volte a conservare questa memoria sono numerose in tutto il mondo. Il progetto internazionale più importante per salvare i ghiacciai che riguarda il nostro paese si chiama Ice Memory. È svolto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche con l'Università Ca' Foscari e ha l'obiettivo di recuperare i carotaggi dei ghiacciai a rischio, come quello della Marmolada, per conservarli in un frigorifero gigante naturale che si sta predisponendo in Antartide. La tragedia della Marmolada dello scorso 3 luglio deve essere da monito. Anche noi come i ghiacciai possiamo ergerci a sentinelle perché i cambiamenti anche nel mondo dell'informazione partono dalle persone e non dai processi, in attesa di politiche che devono svolgere un ruolo a beneficio di quanti abitano oggi il pianeta e di coloro che lo abiteranno domani. Si parla di Stretto di Messina, ma sarebbe il momento di ragionare anche sullo sbocco a nord, così la presidente degli industriali di Belluno, Berton. Parliamo
del ponte sullo stretto, no? Bellissimo progetto. Mi chiedo perché non dobbiamo parlare dello sbocco a nord, che a mio avviso è altrettanto importante. Non possiamo più trascurare questo tema. Si toglie un sassolino dalla scarpa la numero 1 degli industriali bellunesi, che torna su un tema strategico per l'intera montagna, quello delle infrastrutture fondamentali in chiave Olimpiadi 2026, ma altrettanto prioritaria per la vita economica del territorio. E allora, se la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina è in cima all'agenda del governo, per Laurent Berton è tempo di discutere seriamente anche dello sbocco infrastrutturale a nord. Lo sbocco a nord è nell'interesse non solo della provincia di Belluno, ma di tutto il Veneto. Allora a me piacerebbe parlare, oltre che dello stretto di Messina, sentire qualcuno parlare della possibilità di fare questo sbocco a nord e rispettando quello che oggi sono le nuove tecnologie. A mio avviso fa più PIL lo sbocco a nord, per cui sinceramente penso che è un tema che bisogna affrontare quanto prima, perché noi non ci interessa far parlare di noi, a noi interessa agire e avere delle risposte. In questi giorni, con la nascita a Padova della seconda Confindustria più grande d'Italia, Veneto Est, il dibattito si è acceso sulla possibile fusione anche con Belluno, ma la presidente Bertone è chiara nella sua posizione. La specificità di Belluno deve avere un'attenzione particolare che attraverso una fusione, a mio avviso, questa verrebbe meno. Io non dico mai di no a niente, dico di sì a progetti interessanti. Ecco, siccome io progetti non ne ho sentiti, sinceramente, come dire, per me i commenti che sono stati fatti in questi giorni, sono i giornalisti che si sono scatenati a chiedere ma c'è, non c'è. No, non c'è. Semplicemente perché c'è una Confindustria Veneto e una Confindustria nazionale a cui noi facciamo riferimento. A Belluno questo pomeriggio incontro sul futuro del settore sociale, penultima di 9 tappe organizzate in Veneto dall'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin, che alla conferenza dei sindaci dell'ULSS 1 ha parlato del nuovo progetto di legge che rivoluzionerà funzioni ora in capo alle aziende sanitarie. Di individuare negli ambiti territoriali sociali, gli ATS, i soggetti attuatori delle politiche sociali. Oggi il legislatore nazionale invece, e abbiamo visto con la missione 5 del PNRR, individua i comuni, gli ATS, come soggetti attuatori. Il progetto di legge sarà presentato nel 2023, ma già dall'inizio dell'anno l'assessora regionale alla sanità Manuela Lanzarin ha avviato una serie di incontri con le conferenze dei sindaci territoriali per delineare il futuro del settore sociale, oggi in capo in parte alle ULSS, ma che con la nuova legge passerà interamente sotto la competenza degli ambiti territoriali sociali, cioè a gruppi di comuni. Nella Sala Bianchi, chiusa alla stampa, si sono riuniti i sindaci e i rappresentanti dei comuni del territorio dell'ULSS 1, che hanno potuto confrontarsi sui termini della legge che prevede un cambio di passo radicale. Stiamo costruendo una legge di riforma generale che dia personalità giuridica agli ATS e quindi gli permetta poi di avere queste funzioni e di svolgerle nel miglior modo possibile. Le criticità non mancano e naturalmente riguardano la questione del personale che dovrebbe occuparsi di queste tematiche. Oggi non c'è personale preparato con competenze e quindi c'è scarsità di personale in generale, quindi la necessità anche di fare dei percorsi di arruolamento ma anche di sostegno rispetto alla formazione del personale, ma su questo insomma anche la Regione Veneto c'è. Ed ora parliamo di sicurezza stradale. Entro il 2024 saranno realizzati 3 corridoi faunistici sulle strade bellunesi, 2 sulla regionale 203 a Gordina, 1 sulla provinciale 1 bis in sinistra Piave. È l'esito dell'aggiornamento del tavolo tecnico Provincia Veneto Strade, cui ha partecipato anche Luxottica. Troppo gravi i rischi causati dall'attraversamento delle strade da parte di cervi caprioli. Fra i tanti spicca in ordine di tempo l'incidente mortale in cui poche settimane fa ha perso la vita un giovane dipendente di Luxottica che per evitare di investire un cervo si è schiantato con l'auto mentre andava a lavorare. Le soluzioni individuate dal tavolo tecnico saranno realizzate in contemporanea con i lavori di adeguamento della 203 a Gordina e della provinciale della sinistra Piave. Il cronoprogramma di massima con la progettazione la prossima primavera, iter autorizzativo entro l'autunno e avvio dei lavori a inizio 2024.
Ed ora parliamo del Natale, un mese e più di eventi, un unico filo conduttore, le emozioni. Il Natale delle Dolomiti è pronto ad accendere il cuore di Belluno e promette effetti speciali. I dettagli. L'elenco di eventi è lungo e ricco. Da sabato prossimo a Belluno il Consorzio Belluno Centro accenderà il Natale delle Dolomiti e la soddisfazione alla vigilia delle iniziative che riscalderanno i cuori di bellunesi e turisti ripaga già l'impegno straordinario profuso da chi intende contribuire a dare un volto nuovo al capoluogo. Speriamo di dare emozione, di dare atmosfera nel Natale del 2022. Ci siamo impegnati veramente a fondo. Il Consorzio Centro Storico ha avuto come spalla a livello finanziario operativo enti pubblici quali in primis il Comune di Belluno, la provincia, molti sponsor e molte imprese che ci hanno dato la loro fiducia. 14 casette, 11 delle quali dedicate alla vendita dei prodotti bellunesi, 3 per la somministrazione di prelibatezze da passeggio, saranno il cuore del mercatino in Piazza dei Martiri. Tra l'8 e il 10 dicembre sopra la Fontana dei Giardini sarà esposta Gaia di Luc Geram, riproduzione fedele della Terra vista dalla Luna, e ci sarà da restare a bocca aperta. 2 concerti, quello di Paolo Fornasiere e di Federico Stragà, un flash mob di danza l'8 dicembre, 2 alberi di Natale, uno in Piazza Duomo, l'altro in Piazza Vittorio Emanuele, dedicato al compianto Stefano Bristot, e poi il pattinaggio su ghiaccio. Speriamo di dare a chi frequenterà il centro di Belluno da sabato 3 dicembre dei momenti di serenità. Sarà un Natale etico, caloroso, improntato al risparmio energetico grazie alle installazioni fotografiche e videomapping con effetti spettacolari sulla facciata della chiesa di San Rocco, che ogni sera all'imbrunire diverrà appuntamento di richiamo e che sostituiranno le tradizionali luminarie. Siamo convinti che questa scelta possa anche portare un elemento novitario in quella che invece era la tradizionale luminaria di Natale, che forse quest'anno viene un po' superata anche a causa dell'alto costo dei costi energetici. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio ovviamente le nostre previsioni meteo. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Il mese inizia con un via vai di perturbazioni. Su buona parte d'Europa insiste una moderata circolazione ciclonica che sul nostro territorio porterà frequente nuvolosità e anche qualche modesta precipitazione. Il dettaglio di giovedì 1 dicembre. Sul Veneto cielo nel complesso coperto ma con possibili locali schiarite fino al pomeriggio. Verso sera occasionali piovaschi in pianura e sulle zone montane. Leggeri fenomeni nevosi da circa 900-1200 metri sulle Prealpi a 700-1000 metri sulle Dolomiti. Temperature in aumento, minime tra 4 e 7 gradi, massime invece comprese tra i 7 e i 10 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo grigio, non si escludono schiarite sulle zone costiere. Dalla sera possibili delle piogge sparse. Su pianura orientale e costa soffierà bora moderata. Temperature minime tra 2 e 6 gradi, massime sugli 8-11 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Avremo un'alternanza di sole e nubi, poi nella serata e soprattutto nella notte qualche precipitazione. Temperature minime intorno a 1 grado, massime sui 9 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.